Stava probabilmente tornando a casa quando è uscito di strada con l'auto ed è morto sul colpo. Tragica fine per Franco Zorzi, un 63enne nato e residente a San Giorgio delle Pertiche che viaggiava a bordo della sua Mercedes classe E e che stava percorrendo via Roma nel centro di Santa Giustina in Colle, una strada che si trova proprio alle spalle del comune. L'auto, poco prima delle 2 della notte, si è schiantata contro il muro di cinta di una villetta tra via Roma e via Trieste, non imboccando la curva che si trova in quel punto della strada. Sul posto sono arrivati subito i sanitari del SUAM di Campo San Piero e i carabinieri di Cittadella, ma per i soccorritori non c'è stato nulla da fare. Anche i vigili del fuoco, che stavano rientrando a Cittadella dopo aver domato un incendio, si sono fermati per prestare soccorso, ma inutilmente. Il 63enne è rimasto incastrato nell'auto ed è stato estratto dalla vettura dai pompieri. Un colpo di sonno o un malore le probabili cause dell'uscita di strada. Zorzi, che vive a pochi chilometri di distanza dal luogo dell'incidente, è molto noto anche per essere il gestore del Melody, un locale notturno conosciuto per i balli sudamericani a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso.